Caso Tornelli a Venezia continua a far discutere, il comune è pronto a stilare un calendario di giornate da bollino nero, ma gli albergatori sono sul piede di guerra. Ieri sera a 20:10 l'attacco a Cafarsetti. Vaccini obbligatori, da oggi potrebbero scattare le prime non ammissioni all'asilo dei bimbi non in regola, ci sarebbero almeno 4 casi nel Padovano, intanto scoppia il caos tra aziende sanitarie e istituti sulla competenza delle segnalazioni. Imputazione coatta per un cinquantenne finito al centro di un'indagine per fotosì di un'allieva. Nonostante abbia già patteggiato per atti sessuali con minore, si profila per lui un processo per detenzione di materiale pedopornografico. Il sindaco vicentino di Albettone Gio Formaggio giudizio per il cartello che fece affiggere in paese nel 2015, l'accusa è istigazione a delinquere. Allarme e sicurezza sui mezzi pubblici, lo sfogo di un autista di bus a Treviso, minacce e aggressioni, così è impossibile lavorare, servono presidi fissi. Mentre Mattarella annuncia per lunedì il giorno risolutivo per le consultazioni di governo, oggi a Roma la direzione nazionale del PD, anche con i delegati veneti, spaccatura tra renziani e non sull'apertura Movimento 5 Stelle sulla leadership. L'annuncio di Giancarlo Gentilini, le pubblicazioni in comune, a 88 anni lo sceriffo si risposa, le nozze a breve con una 72enne. Finale tutta italiana per la FIBA Europe Cup di basket, la Reyer conquista il trofeo continentale battendo Avellino nel match decisivo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che torna in primo piano a parlare del caso dei tornelli, dei varchi che l'hanno fatta da padrona in questi giorni a Venezia, con un dibattito che è uscito anche ovviamente dai confini regionali, ha interessato i media e mentre il sindaco Luigi Brugnaro, giudicando positivamente il bilancio di questi giorni, ha deciso insieme alla Giunta di stilare a breve un calendario di giornate da bollino nero nel quale eventualmente riutilizzare questo sistema. Ieri sera a 20:10 era ospite il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Vittorio Bonaccini, ed è stato molto duro nei confronti della Giunta sia sul metodo dei tornelli sia su non aver coinvolto proprio gli albergatori su queste scelte. Sentiamolo. Guardi, noi non speriamo, noi esigiamo, sono due cose diverse. Un confronto subito con Cafarsetti. È il lapidario Vittorio Bonaccini, non c'è possibilità di fraintendimento nelle parole del numero 1 degli albergatori di Venezia. Sul piatto ci sono i giorni di sperimentazione dei tornelli, i tornelli della discordia, che torneranno quando sarà necessario, come ha specificato chiaramente il sindaco Luigi Brugnaro, dopo aver giudicato positivamente la gestione dei flussi turistici nei giorni da bollino nero. Nascerà un calendario di questi giorni, nonostante le polemiche e i soprannomi fioccati subito attorno al primo cittadino. Ma anche un supereroe come Thor deve fare i conti con l'ira degli albergatori, che tornelli e varchi proprio non li hanno digeriti. È talmente avvilente vedere certe cose per la città, è talmente avvilente riuscire a non fare accoglienza, perché noi a Venezia non stiamo facendo accoglienza come città. Cioè, prendiamo i turisti, li stipiamo, li incanaliamo, è un disastro. Bonaccini assolve Cafarsetti solo nelle intenzioni. Io colgo direttamente come segnale da parte della Giunta questo timido tentativo di gestire questa cosa come il recepimento dell'esistenza di un problema. Ma non nel metodo. È certamente una soluzione inappropriata, è certamente una soluzione sicuramente non idonea a gestire la situazione che si crea a Venezia, e certamente è un qualche cosa che va comunicato in modo completamente diverso. Programmazione, non tampone provvisorio, attacca Bonaccini, e la soluzione può essere una sola. I flussi vanno intercettati sulla gronda lagunare. Cioè, sotto il profilo pratico, tutto il turismo pendolare e non residenziale va fermato, gestito, intercettato e dirottato su Venezia, ma dalla gronda lagunare. Non li puoi fermare quando sono in lista di Spagna. Perché gli albergatori sono chiari, va tutelato il turismo residenziale, quel 30% che però favorisce il 70% delle vere entrate di tutto l'indotto economico. E vogliono essere coinvolti, cosa che in 3 anni attaccano non è mai accaduto. Tutto quello che esula dalla programmazione è un tampone che viene messo in quanto la programmazione non è stata fatta.
Dalla guerra dei tornelli alla questione dei vaccini obbligatori, perché da oggi potrebbero scattare le prime non ammissioni all'asilo dei bimbi che non sono in regola con le vaccinazioni. Ci sarebbero almeno 4 casi nel Padovano, 3 in un istituto pubblico, 1 in un asilo privato, di bimbi che da questa mattina potrebbero non essere più ammessi in classe fino a quando i genitori non si metteranno in regola prenotando le sedute vaccinali dei figli. Intanto scoppia il caos tra aziende sanitarie e istituti sulla competenza delle segnalazioni. Pochi casi di non ammissione al momento, visto che la maggior parte degli istituti ha preferito la linea morbida, spedendo un ulteriore sollecito, una linea scelta per esempio dall'ULS 2 della Marca Trevigiana, che sta inviando in questo un ulteriore avviso, un ultimo appello alle famiglie affinché provvedano a regolarizzare la posizione vaccinale del figlio. Staremo quindi a vedere stasera com'è il bilancio di questa prima giornata dopo l'ultimatum delle sospensioni, pur sapendo appunto che c'è questa linea morbida adottata in alcune zone, in alcune aziende sanitarie. Appunto un ultimo appello per lasciare alle famiglie non in regola di mettersi in regola. Adesso la cronaca giudiziaria, foto osè dell'allieva sedicenne e un professore trevigiano già coinvolto in un procedimento. Adesso per lui si profila un nuovo processo. Imputazione coatta per il docente cinquantenne finito al centro di un'indagine per foto osè di una sua allieva sedicenne, nonostante l'uomo, insegnante in un liceo di Treviso, abbia già patteggiato 2 mesi e 10 giorni per atti sessuali con minore. Si profila per lui il processo per l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il Tribunale di Venezia ha infatti respinto la richiesta di archiviazione della procura e disposto l'imputazione coatta. La vicenda destò molto scalpore lo scorso autunno a Treviso, quando si scoprirono sul telefono del docente delle foto dal contenuto inequivocabile che una sua allieva minorenne gli aveva inviato. L'insegnante si è sempre difeso con forza, respingendo le accuse, per una vicenda che gli è costata anche il posto di lavoro, visto che lo scorso dicembre, dopo mesi di aspettativa, l'insegnante si è dimesso. Il caso, che sembrava concluso, ora si riapre con la decisione del GIP di procedere con l'imputazione coatta per detenzione di materiale pedopornografico. A processo anche il sindaco di Albettone in provincia di Vicenza, ma per tutt'altri motivi, per quel cartello fatto affiggere nel novembre 2015 nel quale il primo cittadino non nuovo a soluzioni così eclatanti aveva appeso una cartella appunto cartelli in paese con l'invito a, virgolettato, ladri, bastardi, delinquenti e cercaguai di stare lontano dal territorio comunale del Albettone, perché qui non esitiamo a spararvi se entrate nelle nostre case e minacciate le nostre famiglie. L'accusa è quella di istigazione a delinquere. Il giudice, disattendendo la richiesta della procura che aveva sollecitato l'archiviazione, ha ordinato invece il processo per il sindaco Gio Formaggio, che si difende convinto invece di dimostrare la sua innocenza. Allora a Padova, dove è piantonato in ospedale il marocchino che ieri sera si è chiuso in casa con una bombola di gas dopo una violenta lite con il padre, scatenando ovviamente il panico. Tensione e panico alle stelle in via Tiepolo a Campo San Piero. Era quasi buio quando la lite tra un marocchino di 39 anni e il padre ha rischiato di finire in tragedia. L'uomo, visibilmente alterato, è prima sceso in strada dove ha distrutto il lunotto dell'auto di famiglia parcheggiata e poi tornato nell'appartamento dove vive, ha preso una bombola di gas e ha minacciato di farsi saltare in aria brandendo 2 coltelli da cucina e urlando frasi sconnesse. L'allarme è scattato subito. I carabinieri e la polizia locale hanno dapprima isolato la zona, poi è iniziata la trattativa con lo straniero grazie all'aiuto del fratello, attimi lunghissimi. Alla fine l'uomo ha desistito e si è consegnato ai carabinieri, che lo hanno portato in ospedale a Campo San Piero. E sempre nella provincia di Padova, un paese sotto shock, quello di Saonara, per la tragedia consumatasi ieri nel pomeriggio, dove un agricoltore ha perso la vita mentre lavorava sui campi, l'ennesima vittima. Tragico incidente a Tombelle di Saonara, dove un 78enne è rimasto schiacciato tra un albero e la sua motozappa e ha perso la vita. L'uomo, Gino Nicoletto, pensionato, stava fresando il terreno di sua proprietà quando improvvisamente ha perso il controllo del motocoltivatore, che pesa circa 300 kg e che l'ha spinto con violenza contro un albero, dove è rimasto imprigionato. Sembra che volesse lavorare la porzione di terra tra 2 alberi, ma la manovra non è riuscita. A lanciare l'allarme i vicini di casa e i familiari. I vigili del fuoco sono intervenuti sul
sul posto, mentre i sanitari del SUEM, arrivati con l'elicottero di soccorso, hanno tentato di rianimare l'uomo per più di mezz'ora, ma senza successo. Sul posto anche i carabinieri di Legnaro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Torniamo a parlare adesso della protesta dei diplomati e delle diplomate magistrali che hanno iniziato da lunedì lo sciopero della fame, perché dicono solo così ci ascolteranno a Roma, e oggi c'è una delegazione anche a Roma di questi insegnanti. Sentiamo. Purtroppo in Italia si viene ascoltati solamente se si fanno gesti eclatanti. Abbiamo delle colleghe che sono in presidio a Roma, dal 28 stanno facendo lo sciopero della fame lì sotto, e da allora, dopo ben 3 mesi, siamo riusciti a far parlare di noi. Quindi per sostenerle moralmente abbiamo iniziato da lunedì, appunto, anche noi in Veneto lo sciopero della fame, ben 40 docenti, e domani saremo a Roma insieme a loro a sostenerle. È giunto il momento di farsi sentire con una protesta eclatante prima che la situazione degeneri. Così gli oltre 50.000 docenti in Italia, 3.000 in Veneto, quasi tutte nelle province di Venezia e Padova, lunedì hanno iniziato lo sciopero della fame per lanciare un forte messaggio. Il fatto che adesso ci siano 2000 persone col mio stesso titolo inserite nelle GAE, e anche persone che hanno già avuto il ruolo, mi fa essere più convinta in questa lotta, perché penso che i diritti devono essere uguali per tutti, non possono esserci 2 pesi e 2 misure. È vero che nella pubblica amministrazione si entra per concorso, però comunque salvo i casi previsti dalla legge, e un decreto d'urgenza ci consentirebbe di essere un caso previsto dalla legge, e quindi ci potrebbe dare la possibilità di una stabilizzazione. Anni di ministri evidentemente poco competenti o che in una scuola non hanno mai messo piede, hanno portato a questo guazzabuglio, a questo disastro che è iniziato nel 99 ed ora la bolla è esplosa. Il problema è che la bolla esplosa riguarda 54.000 docenti, 3.000 solamente in Veneto, ed è una cosa gravissima, anche perché gente con anni di insegnamento, io porto il mio esempio personale perché è più facile da comprendere, 11 anni di insegnamento, 2 lauree delle quali una di indirizzo, mi ritroverò in mezzo ad una strada. Noi siamo degli insegnanti ligie al nostro dovere, i nostri alunni ci adorano, i genitori ci rispettano e ci stimano, non saprei. Non saprei appunto se ci meritiamo tutto ciò, se siamo così inadeguate, perché non lo siamo, ricopriamo da 13 anni gli stessi posti di lavoro. Il problema non riguarda solo le docenti col diploma magistrale, molte delle quali tra l'altro hanno anche la laurea. Sarà ancora peggio per i nuovi laureati, perché dovranno fare addirittura un FIT. Vuol dire che faranno una sorta di praticantato per 3 anni con metà dello stipendio. Chi vorrà più fare l'insegnante se dovrà studiare praticamente più di 10 anni e quando inizierà nel mondo del lavoro avrà 500 euro al mese? Ad appoggiare la protesta delle maestre anche le mamme. Solo protestando, solo alzando la voce si può cambiare qualcosa. Guarda, io sono una mamma, ma se potessi servire da adesso, da questo minuto, entrerei anch'io in sciopero della fame per aiutare. Restiamo a Venezia con la mattinata di passione sul Ponte della Libertà per un mezzo in avaria. Ci aggiorna in diretta telefonica Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, è stata una vera e propria mattinata di passione per la viabilità, per una doppia avaria. Tutto è iniziato intorno alle 8:40 per un veicolo che all'altezza del cavalcavia di San Giuliano ha bloccato tutta la direttrice, costringendo ACTV a mettere in campo gli autobus sostitutivi. Tutto si è risolto nel giro di un quarto d'ora, ma il percorso a ostacoli non si è fermato lì, perché circa negli stessi minuti un autobus si è bloccato sempre per un'avaria sul Ponte della Libertà verso Venezia, bloccando però dietro di sé ben 3 tram che erano impossibilitati ovviamente a cambiare corsia. A quel punto i bus sostitutivi sono rimasti in funzione e sul ponte translagunare si è determinato però anche un tappo obbligato che ha mandato in tilt la circolazione, causando lunghe code poco distante da Piazzale Roma. La situazione è migliorata dopo circa un'ora con la rimozione del pullman, ma i tempi di percorrenza per gli automobilisti si sono dilatati di molto. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Parliamo ancora di mezzi pubblici, ma in questo caso di sicurezza sui mezzi pubblici, autobus in particolare. Ai nostri microfoni una autista, una donna che fa l'autista da anni a Treviso e che racconta di un clima certo
fatto spesso di minacce e di vessazioni, anche di aggressioni. Dice così non si può più andare avanti. Però sono in balia sempre, cioè sempre paura, sempre bisogna stare zitti. Io sono una donna, non ho neanche la forza di difendermi. Minacce, sputi e persino percosse. Negli ultimi anni questa signora, dipendente della Dover di Bari, che lavora come autista in servizio sulle Corriere della Mamma, ha subito 3 aggressioni brutali e numerose aggressioni verbali. Oggi ha accettato di parlare con noi senza farsi vedere in volto, per tutelare la sua persona, con uno scopo: denunciare lo stato di insicurezza degli autisti in alcuni orari, specie di notte, e in alcune linee più a rischio di altre. E ho paura della reazione, specialmente del gruppo. Pugni al collo e alla spalla da un uomo che l'hanno fatta svenire per il dolore, la sua colpa a chiedere di esibire il biglietto, minacce pesanti anche da parte di un gruppo di ragazzi sempre per la stessa storia. Ultima aggressione qualche mese fa lungo la tratta Portogruaro-Motta di Livenza, quando un uomo già noto alle forze dell'ordine la minacciò ed insultò pesantemente urlandole contro. Ho aperto la porta, è salito e ha iniziato con il coltello a minacciarmi: io ti sventro, io ti uccido. La donna, per tutte le aggressioni che ha subito, ha paura. Ad ogni inizio turno di lavoro le sale l'angoscia per l'idea di ritrovarsi di nuovo qualche balordo che provi ad aggredirla. Lo stato d'animo non è bello, perché si va via con la tensione. Autisti nel mirino, tanto più a rischio se sono donne. Per lavorare meglio lei cosa chiede? Più sicurezza, più tutela. La sicurezza come deve essere fatta? La sicurezza secondo me dovrebbe essere come una volta, avere una guardia, avere un controllore a bordo. Almeno nei turni serali. Esatto, sì. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza contro un lavoratore di mezzi pubblici nella Marca. Perché qua non abbiamo solo una violenza magari fisica, ma si può essere esposti anche a violenze di carattere sessuale o di carattere verbale, o a minacce che comunque ti ledono dal punto di vista del psicologico. Sempre dalla Marca trevigiana, con la denuncia shock dell'ENPA, un gattino lanciato dal finestrino da un'auto in corsa ieri mattina è stato salvato, ora è caccia al responsabile. È stato appena lanciato dal finestrino di una macchina che viaggiava a Ponzano Veneto. Sono circa le 12:30 quando una donna al volante di un'auto vede davanti a sé la terribile scena. Qualcuno da una vettura che la segue lancia un micetto di circa 1 mese dal finestrino. L'automobilista non ci pensa 2 volte, ferma la macchina, scende e raccoglie il gattino che poi affida ai volontari dell'ENPA. Il gattino ha preso una brutta botta in testa, adesso verrà portato dal nostro veterinario. Fortunatamente il gattino, dopo essere stato visitato, ha iniziato a riprendersi. Sembra non aver riportato un trauma cranico come si temeva inizialmente. Il micio non è ancora in grado di alimentarsi autonomamente e deve essere nutrito con il biberon. Per questo l'ENPA sta cercando qualcuno disposto a prendersi cura di questo cucciolo. I volontari sperano che il responsabile sia individuato. Volevo avvisare questa persona che ha lanciato il gattino dal finestrino dell'auto che ci informeremo subito per vedere che se ci sono delle telecamere nella zona per verificare il numero di targa. Purtroppo gli abbandoni di gattini di pochi giorni sono all'ordine del giorno. Da quando sono iniziate le nascite ad aprile, solo a Treviso i volontari ENPA hanno ritrovato più di 100 mici abbandonati. Nel 2017 900 quelli salvati solo dalla protezione animali trevigiana. La vita ricomincia a 88 anni per Giancarlo Gentilini, che sta per risposarsi. Ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale, dunque a Treviso con un Giancarlo Gentilini sempre più sulla cresta dell'onda, non solo perché è capolista della lista alle prossime elezioni comunali a Treviso per sostenere Mario Conte, ma anche perché privatamente si risposa.
In piena campagna elettorale per le comunali di giugno, dove corre alla guida dell'ormai famosa lista Zaia Gentilini, lo sceriffo trova il tempo per sposarsi di nuovo. Alla bella età di 88 anni, quasi 89, visto che li compierà il prossimo 3 agosto. Rimasto vedovo nell'ottobre scorso, quando la moglie Teresa Pini si è spenta dopo lunghi anni in casa di riposo, Giancarlo Gentilini si sposerà a breve, forse addirittura entro fine mese, con Maria Assunta Pace, 72 anni, originaria di Potenza, ma da sempre residente a Treviso. Persona che conosce da anni, spiega il futuro sposo, che la incrociava sull'autobus quando lui, dipendente dell'ufficio legale di Cassamarca, andava a lavorare in banca e che gli è stata vicino nei mesi dopo la morte della moglie. Ieri nel sito del comune sono apparse le pubblicazioni. Sono incapace di vivere da solo, ha spiegato Gentilini. Una cerimonia semplice, riservata, lontana da Treviso, di cui la location ancora non è stata scelta. Magari la sua Vittorio Veneto, di sicuro lontano dai riflettori, dove l'ex sindaco ha sempre custodito la sua vita privata. Adesso una iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni del Ghana, iniziativa partita dall'impegno di Enrico Biasutti, per 3 anni capo della squadra mobile della Questura di Treviso e ora dipendente dell'ambasciata italiana proprio in Ghana. Sfruttando la larghezza e quindi dà l'idea il reparto per esempio delle mamme che partoriscono, le mamme stanno in un'unica stanza di circa 30 metri quadrati in 60 stese sul pavimento. Questo è solo un esempio delle condizioni di vita di donne, uomini e bambini in Ghana, situazione che Enrico Biasutti ha potuto toccare con mano durante la sua attività all'interno dell'ambasciata italiana di Accra. Durante le sue visite in strutture sanitarie e istituti che ospitano ragazzi disabili, il diplomatico ha visto di persona le precarietà in cui vivono queste popolazioni. Così Enrico Biasutti, ex capo della squadra mobile di Treviso, sfruttando le relazioni nate proprio durante i 3 anni di lavoro sul territorio trevigiano, ha creato una rete di solidarietà cresciuta sopra ogni aspettativa. Abbiamo fatto semplicemente un gruppo WhatsApp con degli amici, ho fatto riferimento ovviamente alla mia rubrica, eravamo 140, a un certo punto li ho contati, 140 persone, fra i quali ovviamente anche appunto 3 dirigenti scolastici, un amico della Diadora, gli ospedali, quindi abbiamo toccato anche delle istituzioni che erano in grado di fornire qualcosa di più. In poco tempo l'iniziativa Insieme per il Ghana ha riunito 140 tra privati, aziende e istituzioni che hanno inviato in Ghana strumentazioni e materiali ospedalieri, materiali di cancelleria, libri, abbigliamento e calzature, giochi e biciclette. Coinvolti anche gli studenti del liceo classico Canova di Treviso. È molto bello appunto vedere, soprattutto oggi, giovani così sensibili e di così profonda umanità a fronte di tanti episodi invece di arroganza piuttosto che di prevaricazione dei più deboli. L'organizzazione ha dovuto fare i conti con i costi per la spedizione dei container e le ferree regole della dogana ghanese, ma alla fine la gioia delle popolazioni locali ha ripagato di ogni fatica. È sempre una festa con i bambini, che tu porti una caramella o che ti porti un pallone o che tu porti un giocattolo, per loro è sempre una festa. Lo sport adesso con il basket, un tagliercio sold out, un tagliercio esaurito, da tutto esaurito, che ha visto la Reyer battere 81-79 ieri sera la Avellino, la Sidigas Avellino nella finale decisiva, nella gara decisiva per aggiudicarsi la FIBA Europe Cup, dunque grande festa per il basket veneziano con Heinz e Peric, migliori in campo, 16 punti ciascuno. C'è stata anche una ottima gara da parte degli avversari di Avellino che hanno cercato di ribaltare le sorti del match, la Reyer invece però è riuscita a tenere il vantaggio e a conquistare dunque la FIBA Europe Cup. Siamo davvero in chiusura adesso, però vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione e parliamo adesso di politica, perché è notizia di qualche minuto fa che il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha indicato come lunedì il giorno delle consultazioni, il nuovo possibile giorno della svolta. Lascerà dunque passare il weekend rispetto a quanto si prevedeva per consentire ai partiti un nuovo margine di riflessione e poi appunto lunedì partirà un nuovo giro di consultazioni al Colle con una formula molto rapida, tutto in un giorno, quindi la scelta
che viene accompagnata dal Presidente con alcune considerazioni. A distanza di 2 mesi le posizioni di partenza sono rimaste invariate, quindi non è emersa alcuna maggioranza di governo e si lascia questo tempo per verificare se c'è eventualmente altra prospettiva di maggioranza di governo. Dunque lunedì probabilmente il giorno decisivo, mentre come sappiamo Salvini e il centrodestra preme per il preincarico e Di Maio invece ha chiuso ogni possibilità con la Lega, forse non ancora con il Partito Democratico, nonostante le parole di Renzi. Proprio oggi c'è la direzione nazionale del Partito Democratico a Roma, ci sono anche i delegati veneti, un partito come sappiamo spaccato tra renziani e non renziani, quindi bisognerà vedere cosa accadrà proprio oggi a Roma e ne parleremo stasera a 20:10 con Silvano Piazza del Partito Democratico e Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale. Fra pochissimo invece c'è ore 13, il giovedì, quindi la giornata della CGIL, ed è una puntata molto importante perché si parla di dichiarazione dei redditi, cosa si può detrarre ma non solo. E ne parliamo con Monica Giomo, direttore del Treviso Servizi SRL, Giuliana Maffei, responsabile fiscale di Treviso Servizi SRL e Graziano Basso, responsabile fiscale di Treviso Servizi SRL. Quindi dichiarazione dei redditi sotto i riflettori a ore 13 fra pochissimo. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Proseguirà un tempo molto instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 3 maggio. Sul Veneto condizioni di maltempo sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata, molte nubi con locali rovesci e temporali a carattere sparso possibili un po' su tutti i settori, localmente anche di moderata intensità e con rischio di nubifragi in serata. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi tra 20 e 24 gradi. Situazione del tutto immutata sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo sarà ugualmente molto perturbato. Il cielo sarà molto nuvoloso con piogge e temporali sparsi un po' ovunque, anche forti. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti tra 24 e 26 gradi circa. Il tempo sarà instabile anche sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sin dal mattino con qualche precipitazione a carattere sparso, localmente anche temporalesca. Migliorerà lievemente con fenomeni in attenuazione entro la nottata. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.